Primo giorno di scuola tra incertezze e novità, debutto nei locali del seminario di Chiavari del liceo linguistico Davigo di Rapallo, linfa nuova per il liceo Gianelli visitato dal vescovo e dall'assessore Cavo. Chiavari invasa pacificamente da centinaia di atleti di ogni disciplina, la festa dello sport ha chiuso la 2 giorni dedicata alla presentazione del patto sportivo educativo. Una struttura chiusa e compatta a basso impatto ambientale, così si presenterà il nuovo depuratore della Val Petronio, entro 3 anni l'opera in zona Ramaia Sestri Levante. Pronti i bandi per le borse di studio della Regione per le famiglie con figli iscritti a scuole pubbliche paritarie, rimborsi sia per le spese di iscrizione e frequenza sia per quelle di acquisto dei testi scolastici. Aperte le iscrizioni al servizio civile nelle sedi della Croce Rossa del Tigullio e della Fontana Buona, l'unico in Liguria a prevedere tutoraggio nell'inserimento nel mondo del lavoro. Nel ricordo di Franco Orio, rinnovata la passione per lo sport e per la comunità nel quartiere di Sant'Anna Rapallo, una giornata di festa iniziata con la messa e conclusa con la raccolta solidale. 28 ragazzi dai 15 ai 19 anni coinvolti nel progetto di cittadinanza globale promosso dal De Ambrosi Senata di Sestri Levante, obiettivo accrescere la consapevolezza di essere cittadini europei. Firmato in Regione l'accordo di cassa integrazione straordinaria per la Ailex di Chiavari, interesserà un massimo di 100 lavoratori a rotazione e avrà la durata di 1 anno. Aperto a Genova il 59esimo Salone Nautico Internazionale, continua il trend positivo del settore che quest'anno cresce del 10,3% rispetto al 2018. Concluso il progetto Mid the Gap per prevenire le patologie legate all'azzardo, incontrati centinaia di studenti che sono stati sensibilizzati sull'uso del denaro e i rischi della dipendenza da gioco. Messa in sicurezza del territorio, a Mezzanica in partenza un intervento di consolidamento del versante sulla strada del Bocco-Sacchetto, iniziata anche la pulizia dei rivi e dei torrenti. In arrivo la prima perturbazione di settembre con allerta arancione, piogge intense domenica sul Levante Ligure dove si potrebbero verificare situazioni di blocco, lunedì miglioramento. Annata nera per l'apicoltura locale, il clima perturbato di fine primavera ha compromesso il raccolto e ha messo in crisi il benessere delle famiglie di api. Un nuovo centro cottura moderno e funzionale per 1500 alunni di Sestri Levante inaugurato nella sede di Via Lombardia. Riaperta la biblioteca di Lavagna, nonostante le difficoltà del comune, la gestione sarà affidata ad Arci Ragazzi Tigullio per garantire il servizio 3 mattine alla settimana. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il TG Guardando la settimana, ripercorriamo i 7 giorni attraverso i servizi andati in onda nei nostri telegiornali e iniziamo proprio con la giornata di lunedì, prima campanella di scuola per gli studenti del Tigullio con alcune novità. In particolare noi ci siamo occupati dell'inizio dell'anno scolastico e delle sezioni distaccate del liceo Davigo che ha trovato sede nei locali del seminario vescovile di Chiavari e del liceo scientifico sportivi Gianelli di Chiavari. E poi ancora, sempre rimanendo a Chiavari, abbiamo realizzato anche un servizio sulla festa dello sport che ha concluso la 2 giorni dedicata alla presentazione del patto sportivo educativo. Sentiamo. Inizia una nuova avventura per questo liceo, quali sono gli auspici? Ma io mi auguro che davvero questa che ritengo essere una sfida, è una sfida che possa riuscire vincente, soprattutto nella crescita di questi ragazzi che hanno creduto in questo progetto che la diocesi ha fortemente voluto e sostenuto. Sono ragazzi che vanno guidati all'innovazione che proseguirà all'interno del quinquennio, soprattutto incentrata su 3 filiere. Sulla filiera delle nuove tecnologie che abbiamo previsto come flessibilità proprio come materia a sé stante nel primo e nel secondo biennio, sulla filiera del potenziamento dell'insegnamento della lingua straniera, proprio cercando di coltivare la guida, una certificazione per questi ragazzi. E poi la terza filiera che riguarda gli aspetti di rapporti forti con il territorio, sia con tutto quello che sono le società sportive, sperando naturalmente e auspicando che le associazioni siano disponibili a intessere con la scuola delle collaborazioni e naturalmente poi tutto il ventaglio delle aziende. Ci sono tanti bei presupposti che fanno pensare
I ragazzi, una parte sono quelli che continuano, ci sono quelli nuovi, certamente dovrà svilupparsi ulteriormente come numeri e i ragazzi stessi con i loro risultati o la loro capacità di aggregazione dovranno aiutare altri, perché con i numeri bassi diventa un'impresa, ecco, sostenerla economicamente. Però anche lì c'è chi ci ha creduto e soprattutto nella prospettiva che o nello sport o nella preparazione più ampia a livello generale sia un liceo che davvero fornisca o un'entrata all'università certa ed efficace o altrettanto un ingresso nel mondo del lavoro. Siamo contentissimi perché è stato un parto sofferto, però un parto che ha generato due figli sani, che sono le 2 classi che abbiamo oggi qua, in un contesto che mi sembra adeguato, quantomeno per questo anno scolastico. Noi ci siamo messi sostanzialmente a servizio di una richiesta che evidentemente c'era, e il fatto che qua ci siano 50 ragazzi lo conferma. Dal punto di vista della nostra scuola ciò ha consistito, diciamo, una ridistribuzione dell'utenza sul territorio, minimizzando mediamente i tempi di percorrenza casa-scuola per le famiglie. La sede di queste classi sarà temporanea, per il futuro cosa aspettarsi? Ma per il futuro so che ci sono diversi progetti condivisi da amministrazione comunale e da città metropolitana. Io mi aspetto scuole moderne sostanzialmente, con spazi adeguati, con spazi che non contemplino solo aule, in una modalità di far scuola che deve sicuramente essere differente. Quest'anno qua a Chiavari noi sostanzialmente sperimentiamo un orario intervallato, per cui ad ogni ora di lezione corrisponde un po' di pausa in cui i ragazzi si possano muovere nell'edificio, poter fare domande agli insegnanti e anche rilassarsi. Per far questo però ci vogliono spazi adeguati. Era doveroso ringraziare la Curia e il Vescovo, diciamo la Diocesi, per questa disponibilità di aula all'interno del seminario, vicino ai treni, e sono diversi ragazzi che arrivano da Sestri o da Lavagna che prendono il treno, e degli autobus per i ragazzi che ovviamente arrivano dall'entroterra, e ce ne sono. È un luogo bello ed è sicuramente un po' un unicum, perché è l'apertura di una scuola pubblica all'interno però del seminario. Credo che ci sarà una bella commissione, mi sembrano tutti davvero molto felici, noi lo siamo, e quindi nel ringraziare la Diocesi ovviamente abbiamo fatto un grande in bocca al lupo a ragazzi che hanno scelto un indirizzo particolare, innovativo e che riapre al mondo. Quindi l'augurio che ho fatto è di non perdere nessun minuto prezioso di lezione, visto che noi ci siamo impegnati tanto per fare in modo che potessero iniziare a Chiavari, come legittimamente le famiglie chiedevano, il loro anno. La pallavolo in campo anche oggi. Sì, è una bellissima giornata, festa dello sport, poi la location è veramente bellissima qui in Piazza Mazzini e in tutti i Carruggi, e noi abbiamo portato un po' dei nostri bimbi e devo dire oggi c'è stata molta affluenza stamattina, pomeriggio, abbiamo fatto giocare i ragazzi, che la pallavolo poi si presta anche a chi comincia a fare qualche palleggio, qualche attacco, quindi una bellissima giornata. Una bella stagione questa, Alessandro. Sì, assolutamente, è iniziata la scorsa primavera con la vittoria nel campionato italiano per la nostra giovanissima atleta, si chiama Alessia Marena, 8 anni, campionessa italiana, quindi siamo molto orgogliosi e siamo qui a fare un buon lavoro, cerchiamo di fare un buon lavoro, dai. Oggi è una bella giornata dove appunto ci si può cimentare in tanti sport, tra i quali il nostro, dove appunto grosso divertimento, i bimbi possono sperimentare con le attrezzature elettriche la nostra disciplina e quindi divertirsi in questo contesto di Chiavari. Basket in piazza, sembra che sia andato tutto bene, i ragazzi si sono divertiti, molti bambini si sono avvicinati, speriamo che li troviamo nei prossimi giorni in palestra, visto che lo scopo era comunque questo. Qui abbiamo tutto il settore silver, che è molto numeroso e tecnicamente preparatissimo, e il settore gold, quindi è l'agonismo diciamo a 2 livelli. E poi abbiamo avuto tanti bambini che hanno provato
e si sono appassionati a questa disciplina che è sempre comunque giovane. Oggi abbiamo portato la parete di arrampicata, come avete visto, che è una cosa che piace moltissimo ai bambini, per cui siamo stati assaltati molto volentieri da tutti i bambini. Impegnativa ma molto gratificante, che oltre a fare all'interno della palestra poi ha uno sfocio verso l'esterno, quindi nelle varie falesi ligure, accompagnati da istruttori ovviamente tramite il CAI. Nella giornata di martedì a Sestri Levante è stato presentato il progetto per il depuratore che sarà realizzato in località Ramaia, una struttura chiusa, compatta e a basso impatto ambientale. Nello stesso giorno ci siamo occupati anche degli aiuti per le famiglie degli studenti elargiti dalla Regione Liguria attraverso borse di studio. La novità è che oltre alle scuole statali saranno aiutate anche le scuole paritarie. Quali sono state le scelte progettuali che il Comune ha chiesto e che sono state recepite nella realizzazione del progetto? Le migliorie principali riguardano un migliore inserimento della struttura nell'area in modo da mitigare l'impatto paesaggistico, quindi è stata arretrata, ruotata, con altezze differenziate e con la copertura verde che davvero possa mitigare l'impatto. È stato realizzato un sistema di condotte a mare e non più nel torrente Gromolo come originariamente previsto. Verrà realizzata una nuova condotta nel golfo di Riva Trigoso e poi verrà realizzato sulla base della pista di patinaggio che è presente nell'area un nuovo palazzetto dello sport multifunzionale che costituirà un valore aggiunto importante non solo per Sestri ma per tutto il territorio. È già presente una pista di patinaggio molto utilizzata dalla famiglia di Sestri, una pista aperta, quindi utilizzata prettamente in determinati periodi dell'anno. La volontà è stata quella non solo di coprirla ma anche di estenderla, quindi di renderla più duttile a utilizzo anche di altri sport, quindi pallavolo, pallacanestro, arti marziali, danze, in modo che possa essere appunto utilizzata a tutto tondo. Verranno realizzati anche un edificio a servizi, quindi per il modo che il tutto sia omologato dal CONI che è stato già coinvolto nella fase progettuale, in modo da rendere appunto una struttura al territorio che sia appunto utilizzata. La tecnologia utilizzata sarà una depurazione a fanghi attivi con sedimentazione finale, processo di sedimentazione, quindi di separazione del fango dal liquido a membrane, quindi ultrafiltrazione. In tutti i casi di progettazione di impianti di depurazione il problema è sempre la convivenza con gli abitanti. Come avete affrontato questo problema? Oltre ad andare a ridurre appunto gli spazi proprio per le difficoltà che vi erano in un territorio così complesso dal punto di vista morfologico e con una forte antropizzazione, abbiamo cercato di limitare i disagi andando a realizzare un impianto che fosse completamente chiuso. Questo ovviamente limita, oltre all'aspetto visivo di quelle che sono le installazioni delle macchine, delle vasche, di tutti i processi esistenti, anche il problema principale che è quello dell'emissione degli odori. Quindi tutto quello che è all'interno rimane all'interno perché viene mantenuto in depressione, leggera depressione tutto l'edificio e viene trattato localmente prima di essere emesso da un camino che avrà una collocazione puntuale alla distanza maggiore possibile dagli edifici circostanti. Due diversi bandi di Regione Liguria a sostegno delle famiglie con ragazzi iscritti a scuole pubbliche o paritarie, con rimborsi concessi al nucleo per ogni membro frequentante. Il primo prevede rimborsi sulla base delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza, per un massimo di 600 euro per la scuola elementare, 800 per le medie, 1100 per le superiori. Le domande sono da compilarsi online sul sito www.aliseo.liguria.it dal 1 ottobre al 30 novembre. Sono quelle borse di studio che vanno alle famiglie che hanno un reddito sotto i 50.000 euro di ISEE, quindi è tanto, è molto alto il livello e l'abbiamo alzato volutamente, possono fare domanda per avere il sostegno per l'iscrizione dei propri figli a queste scuole, come le Gianelline o come tutte le altre scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione. Siamo riusciti come Giunta regionale ad avere una capienza di bilancio tale, confermando i livelli dello scorso anno, che ci permette di dire che anche quest'anno saranno soddisfatte tutte le domande. Lo scorso anno abbiamo soddisfatto più di 1000 famiglie. Sarà così anche quest'anno, è stato fatto uno sforzo da Regione Liguria. Il secondo riguarda rimborsi per le spese sostenute nell'acquistare libri di testo, con un tetto di 800 euro per i ragazzi frequentanti le scuole medie, 1100 per le superiori.
Le domande sono da presentare nella segreteria dell'istituto frequentato entro il 30 novembre, redatte su modelli scaricabili da www.aliseo.liguria.it. Per entrambi i bandi i rimborsi sono attribuiti alle famiglie secondo una graduatoria decrescente e differenziata in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche sulla situazione del reddito. Le famiglie prese in considerazione sono solamente quelle con ISEE inferiore a 50.000 euro. Nella sede della Croce Rossa di Cogone è stato presentato il bando per il servizio civile nelle sedi delle Croce Rosse del Tigullio e della Fontana Buona, l'unico con un tutoraggio per l'inserimento nel mondo lavorativo. Ce ne siamo occupati nella giornata di mercoledì, dove abbiamo parlato anche di un'iniziativa realizzata dall'Istituto De Ambrosis Natta di Sestri Levante che coinvolge 28 giovani in un progetto di cittadinanza globale. E poi ancora abbiamo ricordato Franco Orio con il secondo memorial che gli è stato dedicato nella comunità di Sant'Anna a Rapallo. Sono aperte fino al 10 ottobre le iscrizioni all'anno di servizio civile presso la Croce Rossa Italiana. Il progetto, portato avanti dai comitati di Tigullio e Fontana Buona, offre ai giovani dai 18 ai 28 anni l'occasione di un'esperienza dal grande valore formativo e umano. Diciamo importante fare l'anno di servizio civile anche nelle altre associazioni, diciamo. E nella Croce Rossa trovano il valore aggiunto che vengono formati in un certo modo, diciamo, un po' più precisino e forse siamo un po' più esigenti. Quest'anno, oltre alle tradizionali attività di soccorso, è previsto un percorso di tutoraggio che possa aiutare i ragazzi ad inserirsi nel mercato del lavoro, dalla valorizzazione delle proprie attitudini alla stesura di un curriculum. Accompagnerà i ragazzi negli ultimi mesi del percorso di servizio civile con una parte in aula e una parte invece individuale che ha proprio lo scopo di aiutarli poi a inserirsi nel mondo del lavoro sfruttando quelle che sono state le competenze acquisite durante il percorso di servizio civile e aiutarli ad avere un approccio rispetto a quello che poi sono le realtà e le aziende territoriali. Quindi una parte in cui si valuterà insieme quello che è stato acquisito durante il percorso e poi un supporto proprio nel realizzare un curriculum, nel conoscere le loro competenze e aiutarli a trovare un'occupazione finale. Un'esperienza di servizio che restituisce molto a chi vi partecipa. Questo uno degli aspetti principali che emerge ascoltando i ragazzi che hanno iniziato il servizio l'anno scorso. Ho deciso per fare servizio civile, però mi piace per fare volontario per aiutare le persone disabili per quello. A me è una cosa che mi è sempre piaciuta fare il volontariato e c'era questa opportunità qua, quindi l'ho colta al volo perché è proprio un'esperienza bellissima e quindi sono contenta perché mi piace proprio aiutare le persone, penso come io, come anche i miei colleghi e sono molto felice, molto. Franco è sempre presente. Ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo nel cuore, ce l'abbiamo sempre davanti. Purtroppo sono già 2 anni che se n'è andato e chiaramente mancare ci manca sempre. Cerchiamo di ricordarlo, di tenere sempre presenti i suoi insegnamenti e il suo esempio. E non è facile perché era una persona molto particolare. Tanti sport, alle spalle abbiamo il basket, ancora di più ricorda papà. Assolutamente sì, per 40 anni lui è stato presidente e traino dell'Alcione e portare avanti la sua eredità non è stato per niente semplice. Per cui la passione continua sicuramente, andiamo avanti cercando anche di migliorarci, facendo crescere i nostri istruttori, per cui di conseguenza anche il livello di ciò che insegniamo e che portiamo avanti settimanalmente in palestra. Cosa ti ricordi del nonno? Io del nonno ho sempre apprezzato molto e ammirato la sua intraprendenza e il suo coraggio e penso che siano dei valori che mi ricordo un po' nelle mie giornate, nella mia quotidianità per andare avanti anche nei piccoli problemi. Col titolo della giornata avete voluto scrivere in 3 parole, fatti di vita. Sì. In un mondo in cui ci si fa di tante cose per evitare di vivere e affrontare un po' le situazioni anche difficili, allora io penso che sia importante che
quando si ci deve fare di qualcosa, farsi di vita fino in fondo, anche quando la vita ci propone momenti complicati, ecco. Si chiama Progetto Cittadinanza Globale perché lo scopo è quello di ampliare gli orizzonti dei ragazzi facendogli percepire l'appartenenza alla comunità europea. Sono lezioni ed attività extracurricolari divisi in 3 differenti moduli, ognuno affidato ad un esperto. Il modulo economico, che racconta come l'Unione Europea affronti la sfida della globalizzazione, il modulo istituzionale, che tratta le tematiche del civismo e della partecipazione attiva, e il modulo dedicato all'apprendimento della lingua francese. Io l'ho voluto perché nelle ore mie del mattino, perché io sono docente di diritto ed economia, non ho il tempo di affrontare alcuni argomenti che sono molto interessanti a mio avviso, ed è doveroso che da noi, da parte delle istituzioni, vengano fornite ai ragazzi. Ma soprattutto è la metodologia con la quale viene offerta questo contenuto che si vuole innovativa. Da una parte per poter combattere il problema della dispersione scolastica, ma dall'altra anche perché comunque con metodologie innovative si riescono a volte ad apprendere concetti che dal punto di vista frontale, formale, sfuggono alla comprensione per lo più. Non solo lezioni frontali in cui affrontare temi che nell'orario scolastico non trovano spazio, ma attività trasversali che prevedono anche visite a luoghi significativi delle istituzioni europee. La maggior parte delle ore non si svolgono a scuola, alcune si svolgono per esempio all'aria aperta, per esempio al Parco Nelson Mandela, altre il progetto ha un finanziamento, quindi ci consente di recarci anche per esempio, se andremo fino a Pisa, dove nella Scuola Superiore Sant'Anna si trova il Centro per gli Studi Europei, e andremo anche a Como, a Milano, all'ufficio italiano del Parlamento Europeo. E poi anche in Confindustria a Genova. Genova è la capitale della cultura d'impresa quest'anno. Sul fronte dell'occupazione, giovedì in Regione è stato siglato un accordo per la cassa integrazione straordinaria per i dipendenti della Ailex di Chiavari. Interesserà un massimo di 100 lavoratori a rotazione e avrà la durata di 1 anno. Nello stesso giorno è stato aperto anche sempre a Genova il 59° Salone Nautico Internazionale con un trend in positivo in crescita dello 10,3%. Partirà il 1° ottobre, avrà durata di 1 anno e interesserà un massimo di 100 lavoratori. Sono questi, in sintesi, i dettagli dell'accordo per l'avvio della cassa integrazione straordinaria alla Ailex di Chiavari. Il documento è stato sottoscritto a Genova, al tavolo, oltre alla Regione, azienda, sindacati e Confindustria, che hanno messo nero su bianco una prima intesa raggiunta già alcuni giorni fa. Gli ammortizzatori sociali sono necessari per far fronte al previsto calo del carico lavorativo provocato dalla mancata acquisizione di nuove commesse, situazione questa dovuta al periodo di concordato che da una parte ha evitato il fallimento e ha permesso la cessione dell'azienda, ma dall'altra l'ha esclusa dalle gare e ha causato così un vuoto nella produzione. La società, una volta ritornata pienamente operativa sul mercato, ha da subito avviato i contatti per ritornare al più presto a pieno regime, ma per affrontare questo periodo ha dovuto ricorrere agli ammortizzatori sociali. Cercheremo di lenire le difficoltà dei lavoratori facendo fare una certa rotazione, per cui un po' tutti dovrebbero entrare e uscire dalla cassa integrazione straordinaria. Un sacrificio chiesto ai lavoratori, una riduzione di quasi il 30% degli stipendi, si vede comunque in prospettiva un ritorno alla piena occupazione? È un periodo difficile che ormai dura quasi da 6 anni, perché il 23 dicembre 2013 ci fu l'avvio del concordato, del fallimento della vecchia azienda Lames. Ne usciremo anche questa volta, io credo, più forti di prima, speriamo, come dovrebbe essere, con l'acquisizione di 2 importanti commesse che sono la Levantino della Maserati e la Tonale della Alfa Romeo. Quindi chiaramente i lavoratori con un 30% in meno circa di stipendio dovranno stringere i denti, non è semplice, lo capiamo bene, ma confidiamo che sicuramente non usciremo indenni anche questa volta.
Numeri da record per il 59esimo Salone Nautico Internazionale di Genova. Alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ha preso il via la kermesse che resterà allestita nell'area della Fiera del Mare fino al 24 di settembre. Alla cerimonia dell'alzabandiera ha fatto seguito un momento istituzionale con le autorità accolte dalla Presidente di Saloni Nautici, Carla De Maria, e dal Presidente di Ucina Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. Quest'anno il settore continua la striscia positiva degli scorsi anni con una crescita nel 2018 del 10,3%, incremento a 2 cifre per il quarto anno consecutivo. Per il quarto anno cresciamo a doppia cifra, 10,3. Abbiamo negli ultimi 3 anni raggiunto più del 75% del fatturato, siamo a 4 miliardi e 300 milioni, quindi dal picco più basso che eravamo a 2 miliardi e 100 siamo adesso a 4 miliardi e 2 e abbiamo buone prospettive perché il 2019 sia ancora in crescita. Ben rappresentate anche le aziende nautiche del Levante e i comuni del Tigullio occidentale che ormai vogliono lasciarsi alle spalle il ricordo della mareggiata di fine ottobre. All'apertura del salone hanno preso parte anche i sindaci di Rapallo e di Santa Margherita Ligure. Quest'ultimo ha incontrato le realtà sammargheritesi presenti al salone. Oltre 1000 le imbarcazioni presenti, 986 gli espositori, 14 nuovi brand e molti gli stranieri. Si è assistito quest'anno ad un boom delle vendite online nei biglietti rispetto alla passata edizione che era stata il simbolo della riscossa per Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, una rinascita che viene confermata anche dai numeri di questa edizione. Quello di quest'anno è il Salone della Certezza, certezza che la Liguria si conferma capitale della nautica nel mondo, certezza che questo è il principale salone del mondo, crescono gli espositori, crescono le prenotazioni online dei biglietti, crescono i visitatori, crescono le barche esposte, cresce per il terzo anno di seguito il fatturato di un settore determinante, quello della nautica da diporto, per le esportazioni del nostro paese, cresce, credo, e basta visitarlo, la capacità ingegneristica, di tecnica, di design del nostro prodotto. A conclusione del progetto Mind the Gap, venerdì a Lavagna sono stati presentati i risultati di una indagine condotta tra i ragazzi e aventi ad oggetto le patologie legate al gioco d'azzardo. Andremo a rivedere il servizio che fa il punto di questa iniziativa, così come vedremo anche un servizio che fa riferimento invece agli interventi di messa in sicurezza del territorio in atto a Mezzanego. Mind the GAP significa letteralmente prendere coscienza di cosa sia il gioco d'azzardo patologico, per consentire chi ne è affetto di uscirne e per gli altri il sensibilizzare ad un uso consapevole del denaro e all'illusione che sta dietro la possibilità di una vincita. Il progetto si è svolto in 2 fasi principali, la prima con i coordinatori e capigruppo del Consorzio Tassano, per permettere loro di svolgere anche un'azione di tutoraggio su colleghi, soci e familiari. La seconda, portata avanti nelle scuole medie ed elementari con laboratori per far riflettere i ragazzi sui problemi legati al gioco e sulle insidie che non sempre sono immediatamente riconoscibili. È importante lavorare con i ragazzi anche in giovane età perché comunque il trend così in generale del gioco d'azzardo, anche se non sembra, si sta abbassando sempre più come età. Basti pensare ai giochi che sono quasi tutti giochi accessibili come quelli delle console, della Xbox, PlayStation, o quelli sul telefono che maneggiano sostanzialmente tutti, sono praticamente basati sul free to play, quindi i ragazzi hanno dei giochi che sono gratuiti, ma i personaggi che utilizzano hanno delle competenze basi che poi vanno aumentate per finire il gioco in modo più semplice con l'acquisto di piccoli skill o che possono anche essere estetiche, per esempio, che comunque hanno un costo e quindi poi quando si sfocia nell'eccesso poi diventa appunto un problema. Oltre ai danni più dal punto di vista comunque economico-materiale, quali sono i danni psicologici a lungo termine che può portare una dipendenza da gioco d'azzardo? I danni si verificano a livello psicologico per la persona che può andare in depressione, può soffrire di stati d'ansia, ma non solo, perché è un problema che ammala un po' tutta la famiglia. Oltre a incidere in modo negativo sul lavoro, incide in modo negativo sui rapporti che la persona ha.
Un progetto di ingegneria ambientale per consolidare il versante franato e ripristinare così una viabilità interrotta dal 2014. È quello che sta preparando il Comune di Mezzanego per la strada di Bocco Sacchetto, in località Campocasone. Diversi i danni che gli eventi alluvionali degli ultimi anni hanno inferto a questa strada di collegamento. Grazie ai fondi della Regione, ultimi i 210.000 euro erogati per il maltempo del 2018, a breve potrà partire anche un altro intervento di consolidamento strutturale. Verrà eseguita una soletta su Micropari in località Gandolfi e un altro intervento sempre con un cordolo su Micropari, sempre nella stessa località. Nel frattempo è stata risolta l'ultima situazione critica risalente all'alluvione del 2014 che negli ultimi anni costringeva alcuni residenti ad abbandonare la propria abitazione in caso di allerta meteo. Siamo riusciti, grazie a un finanziamento della Regione, a bonificare lo sbarramento che si era creato nel fiume in località Ferrea, che costringeva in caso di allerta meteo arancione e rossa l'evacuazione delle abitazioni alla confluenza tra il torrente Mezzanego e lo Sturla. I lavori sono terminati e questo ha permesso di revocare l'ordinanza di sgombero in caso di emergenza. In vista dell'arrivo delle piogge autunnali, infine il Comune di Mezzanego sta effettuando interventi di pulizia dei corsi d'acqua di propria competenza. In questo caso le risorse a disposizione ammontano a 10.000 euro, proventi dei fondi regionali demaniali. Un taglio di vegetazione sull'asta principale del torrente Sturla e alcuni ri laterali a partire da Rio de Leone che attraversa anche il centro di Mezzanego. L'obiettivo è quello con questo intervento di mitigare il rischio di possibili, in caso di forti temporali, di possibili straripamenti di questi rii. E nella giornata di sabato, l'ultima di questa lunga estate, ci siamo occupati invece della situazione meteorologica in evoluzione. L'inizio dell'autunno infatti è anticipato da una perturbazione che sta portando un'allerta meteo di colore arancione per la zona del Levante Ligure e gialla per il Ponente. Ancora sul fronte climatico, una conseguenza diretta delle variazioni climatiche di questo anno si sono riverberate sul settore dell'apicoltura, in difficoltà proprio per la mancata fioritura di alcuni esemplari di alcune essenze arboree e conseguentemente il calo nella produzione di miele. E ancora nella giornata di sabato è stato inaugurato il nuovo centro di cottura nella scuola di via Lombardia a Sestri Levante, che offrirà pasti a 1.500 alunni dell'istituto comprensivo di Sestri Levante, mentre a Lavagna riapre la biblioteca grazie alla gestione di Arci Ragazzi Tigullio. La prima perturbazione significativa di settembre, preludio all'inizio della stagione autunnale, si manifesterà nel pomeriggio di domenica e, stante i modelli attuali, avrà un baricentro nel Levante Ligure. Al momento la convergenza, che come sappiamo in queste situazioni di blocco crea una certa persistenza dei fenomeni su una determinata area, va dal Tigullio allo Spezzino al mare aperto, dove si prevedono i fenomeni più intensi fino almeno alla serata di domani. A destare qualche preoccupazione in più è la situazione di blocco che si verrà a creare su una determinata area dove i fenomeni saranno più persistenti. C'è una risalita dello scirocco, il vento che si carica di umidità lungo il Tirreno e arriva tra virgolette a fine corsa sull'arco ligure, delimitato appunto dagli Appennini, dai rilievi alti, e quindi va in convergenza con la tramontana, che invece è un vento più freddo in uscita dalle basse vallate genovesi. Questa è una classica dinamica che ricorre negli eventi insomma più intensi, che non necessariamente devono sfociare in allagamenti o alluvioni, ma sicuramente il quantitativo di millimetri sarà notevole. L'autunno si fa annunciare in grande stile, dunque con temperature che andranno a calare rispetto a quelle registrate nei giorni scorsi. Dall'inizio della settimana prossima, tuttavia, la situazione dovrebbe rientrare. È passata da una sottomedia pluviometrico, quindi un deficit rispetto a quelle che sono le medie delle piogge sul mese di settembre per diverse zone, a una perturbazione in grande stile, ecco, senza avere appunto fronti più leggeri. Lunedì passerà una seconda perturbazione meno intensa
e quindi avremo piogge un po' più leggere, un po' più democratiche sparse sul tutto il territorio. Per l'apicoltura ligure il 2019 è un anno da dimenticare, in crisi sia la produzione di miele sia il benessere delle famiglie di api, per la sopravvivenza delle quali un fattore determinante è il clima. Il cambiamento climatico in primis, perché a maggio abbiamo avuto perturbazioni e la fioritura di acacia è stata compromessa. Oltre a quello le api sono andate alla fame e abbiamo dovuto nutrire. Quindi questo è stato, ha compromesso in parte anche il raccolto del castagno, fiore all'occhiello poi del miele ligure. Altro fattore di rischio non indifferente è rappresentato dagli attacchi della vespa velutina, il calabrone asiatico vero e proprio predatore che si nutre di api. Fortunatamente il territorio del genovesato è stato preservato. Diciamo che Genova l'ha saltata, vespa velutina, quindi nel nostro territorio del Tiguglio non è ancora presente. Invece Imperia e Spezia è presente, hanno nidificato e si stanno prendendo contromisure. L'associazione regionale è sempre in prima linea, cerchiamo di fare tutto quello che è il nostro potere per identificarla prima di tutto e poi cominciare a muovere anche a livello politico le acque. Ciononostante, questo segmento dell'agricoltura continua a coinvolgere appassionati, professionisti e hobbisti. L'associazione Alpamiere raggruppa 300 iscritti, per alcuni dei quali l'apicoltura rappresenta la principale occupazione. Abbiamo diverse aziende che lo fanno, i tempi non sono dei migliori per queste aziende, però a livello nazionale abbiamo buonissime aziende e abbiamo anche a livello regionale buone aziende, anche abbastanza solide. Anche da parte delle istituzioni ci sono incentivi per coloro che si dedicano a questa attività. Abbiamo delle misure, abbiamo la 1308 sull'apicoltura e abbiamo il PSR nazionale. Ci stanno dando una mano e speriamo di non crollare come settore e di tenere tutte le aziende professionali e che sia sempre un settore in aumento. Materialmente siamo andati a riqualificare alcuni spazi che erano utilizzati in modo diciamo non consono, quindi siamo riusciti ad esempio a utilizzare lo spazio che era dedicato alla vecchia mensa dei dipendenti comunali che si sono trasferiti in altra sede e abbiamo utilizzato quello spazio per avere un magazzino più ampio, per avere una zona dove andare a mettere le celle frigorifere in modo più funzionale rispetto al flusso degli alimenti. Abbiamo costituito una zona di lavorazione verdure che mancava e abbiamo reso un accesso agli spogliatoi del personale più funzionale rispetto a quello che era in precedenza. La zona lavaggio è stata spostata dalla zona di produzione, quindi è stata tolta questa promiscuità e la marcia in avanti diciamo, delle merci, quindi tutto il flusso della derrata che arriva nelle cucine fino ad arrivare al prodotto finito che deve uscire è stato in questo modo rispettato con tutti i crismi appunto dell'autocontrollo. Quanti pasti vengono prodotti qui? Allora, qui siamo in una media di 700 pasti al giorno, con punte in alcuni giorni oltre gli 800. L'anno scolastico a Sestri Levante inizia con un'inaugurazione, dunque di buon auspicio. Sì, sicuramente, è un anno che inizia con questa bellissima inaugurazione. Abbiamo visto dei locali fantastici di questa mensa, con delle attrezzature veramente all'avanguardia e sì, è di buon auspicio, nel senso che appunto una collaborazione tra la scuola chiaramente e gli enti locali e l'amministrazione è di fondamentale importanza per la buona riuscita del nostro lavoro, anche se vogliamo, perché la mensa comunque è uno dei servizi importanti per la scuola sicuramente. Certo. Quanti plessi ha l'istituto comprensivo? L'istituto comprensivo ha 11 plessi, quindi un istituto che si sviluppa in un territorio abbastanza esteso. Quanti iscritti? 1500 circa, considerando tutti e tre gli ordini di scuola, quindi sia la scuola dell'infanzia, la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado, quindi ho un po' tanti alunni da guardare, ma insomma comunque spero di riuscire in questo mio compito perché io lo faccio veramente con passione, quindi spero di riuscire bene a seguirli tutti. Da un punto di vista proprio organizzativo, come funzionano le aperture e diciamo, la nuova gestione?
Allora, siamo aperti 3 mattine alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle 9 alle 12:30. Per cui gli utenti possono tranquillamente venire a restituire i libri presi in prestito nei mesi passati, possono consegnarli qui e non più in comune come precedentemente era assegnato anche sul portone. Potete venire a prendere i libri in prestito, chiedere informazioni, se gli studenti vogliono utilizzare gli spazi per poter studiare in tranquillità possono farlo, o anche solo per accedere al wifi internet possono venire e utilizzare gli spazi, che sono comunque notevoli e giustamente allestiti. Come mai la gestione della biblioteca è stata affidata a voi di Alci Ragazzi Tigullio? Allora, io personalmente ho le competenze, le conoscenze per gestire la biblioteca, in quanto ho già avuto un'esperienza con un'altra biblioteca qui presente sul territorio di 3 anni e mezzo circa, e inoltre da 11 anni gestisco per conto della mia associazione, sempre affidata dal Comune, appunto la gestione della ludobiblioteca Libri in Gioco, che si trova sempre qua in Piazza Ravenna al piano terra, dove vengono anche fatto appunto il servizio di prestito libri e varie attività sulla lettura anche con le scuole. E inoltre da tanti anni, da quando siamo presenti qui in questa piazza, diciamo che abbiamo sempre collaborato con la biblioteca per diverse iniziative, sempre legate alla lettura. Quanto è importante avere una biblioteca comunale attiva? Beh, molto. La biblioteca non è solo un contenitore di libri, c'è un mondo qua dentro e tutti siete invitati a venirla a scoprire, dai bambini fino agli adulti, anziani, studenti, veramente. E ogni giorno ci sono delle novità, delle sorprese, delle scoperte nuove da fare. Si conclude così questo appuntamento con il TG Guardando la Settimana. Naturalmente ci si rivede tra 7 giorni per altre notizie e altri servizi ancora. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata.